Il super bonus come strumento di ripresa ma anche di selezione delle imprese serie. Lo strumento attivato dal precedente governo ha dato una spinta notevole al settore dell'edilizia. 5 miliardi investiti in Veneto, di questi oltre 1 miliardo nella sola provincia di Padova. Vuol dire tanto lavoro, l'applicazione media, adesso vediamo che i condomini stanno superando le unifamiliari, l'investimento medio è di 600.000 euro. Un'opportunità di ripresa ma allo stesso tempo a rischio truffa, tanto che secondo ANCE nel 2023 ci sarà una selezione che premierà le imprese serie. Probabilmente la grande crisi è data dal fatto che c'è stato un blocco nell'acquisizione dei crediti, quindi c'erano tanti crediti che non erano genuini che purtroppo hanno subito dei rallentamenti. Un'altra notizia appena arrivata è che Poste ha ribloccato di nuovo per una certa sentenza, per 4 sentenze del TAR, quindi tutto questo deve essere commisurato, deve essere supportato soprattutto dai nostri uffici ANCI, dal nostro staff, per dare ancora una volta la garanzia che le ditte non muoiono e che ci sia un proseguo soprattutto dei lavori e soprattutto quando ci sono dei finanziamenti pubblici. Super bonus che è un'opportunità di rigenerazione della città. Padova si prepara a grandi sfide costruttive nei prossimi anni, nuovo ospedale, la questura in Vianelli, ma deve anche rivedere la tipologia di residenzialità seguendo le esigenze della popolazione. Il futuro sono gli studentati e le case per anziani, secondo la categoria dei costruttori, che ha organizzato un incontro con imprenditori e a distanza anche con il neoministro Adolfo Urso. Noi vogliamo che le ditte di costruzione siano fiere delle costruzioni che fanno e che possiamo portare avanti questo marchio Made in Italy che noi stiamo portando avanti in Italia e nel mondo.